Sì, buonasera, sono Bruna Mestrini, la chiamo da Chioggia come eravamo rimasti d'accordo e siamo contenti che lei abbia trovato il tempo di dare il suo contributo a questa nostra riunione durante la quale parliamo appunto del problema delle grandi navi o della crocieristica che si vorrebbe spostare a Chioggia. Siccome lei parlerà attraverso il mio cellulare con il microfono eccetera, richiedo un po' di comprensione, che vediamo se ce la facciamo. Le do la parola intanto, prego. Buonasera a tutti e grazie per il compito. Fa piacere confrontarmi con voi sulla questione delle grandi navi Venezia. Io ho assunto pubblicamente la mia posizione al riguardo, in circostanze. E devo dire che sembra piuttosto italiano il modo di fare che si è tenuto in occasione, cioè della redazione del decreto ministeriale del 2 marzo 2011, quando si vieta contemporaneamente si consente alle navi di continuare a entrare attraverso la bocca di Lido e quindi di navigare in sostanza nel centro di Venezia. Ora, una brevissima riflessione che faccio è questa: in nessun paese del mondo esiste una ricchezza artistica paragonabile, lontanamente paragonabile a questa. L'UNESCO ci consente di tutelare questa unicità e di proteggerla. E d'altra parte in nessuna parte al mondo, in una grande capitale quali possono essere Parigi o Berlino, noi abbiamo mai, non si verifica mai che i turisti a frotte con i pullman entrino nel centro della città. Sebbene quel mezzo quel settore, quel veicolo sia assolutamente infinitamente meno pericoloso e anche meno impattante sotto il profilo ambientale di quanto non sia una nave. Le navi sono fatte per navigare negli oceani, nei mari, non per muoversi all'interno di spazi ristretti quando questi non siano gli spazi ristretti del porto. La nave, che è una grande nave, tra l'altro le grandi navi per crociera di oggi hanno scarse qualità marinare, nel senso che non tengono molto il mare, pescano poco. E allora far navigare, far attraversare quell'aspetto di quei canali dalle navi da crociera, secondo me è del tutto insensato. Effettivamente in questo senso provvedeva il decreto ministeriale che prende poi il nome dai proponenti di Passer. Allora, la riflessione è molto semplice. Noi dobbiamo innanzitutto proteggere i beni irripetibili che non sono in nessun modo ricostruibili, come appunto le bellezze architettoniche e tutta l'architettura di Venezia. Inoltre, è dimostrato ormai da tempo che dal punto di vista commerciale non è pagante il lasciare al traffico, aperti al traffico, i centri cittadini. Che tipologia peraltro di commerciale hanno queste crociere? Queste crociere vivono persone che comprano una sorta di poligosi, quindi pagano pranzo, pagano cena, pernottamento, e quindi loro a questo punto i passeggeri hanno pochissimo interesse, dopo aver visto la città dalla nave, di scendere a terra e veramente viverla, almeno anche da turista, viverla per una cosa. Quindi quando si dice che ci sono dei ritorni economici per la città di Venezia, io credo che in realtà si facciano degli errori, perché i ritorni economici ci sono sicuramente, solo a quanto è stato contato, dell'ordine di $500 milioni, però questi ritorni economici fanno vantaggio non già direttamente della città di Venezia, dei commercianti, ma fanno il vantaggio esclusivamente delle compagnie e dei operatori. Allora, se a questo aggiungiamo che, come si è visto, la sproporzione tra le grandi navi da crociera
questa pratica. Le navi vanno fermate. Soprattutto è una maggior ragione quando vi siano previsioni meteorologiche addirittura eccezionalmente strette, come nel caso ultimo che ha riguardato a luglio la nave Costa Venezia. In quei casi le navi devono assolutamente entrare, secondo il mio parere, perché in quei casi non basterebbero nemmeno 3-4 rimorchiatori a tenerla in sicurezza. Una nave che offre centinaia di migliaia di metri quadri di superficie fiaccata al vento. D'altra parte, ancora, la stessa norma vigente, mi sembra l'articolo 48 dell'ordinanza vigente in termini di sicurezza del porto di Venezia, stabilisce che appunto laddove ci sia una previsione di intensità di vento che tiene effetti vento superiore a 30 nodi, a quel punto l'autorità marittima può provvedere e quindi può eventualmente vietare la navigazione. Analogamente l'articolo 18 del decreto legislativo 197/2005, quello diciamo in generale che si rivolge alla trasportazione navale, attribuisce all'autorità marittima una potestà analoga e quindi in quelle circostanze il ragionamento che si basa sulla responsabilità esclusiva del comandante basato giuridicamente sull'articolo 295 personalmente non regge. Cioè non è più soltanto il comandante della nave a essere responsabile, perché il comandante del porto ha la potestà di invitare, ma fermamente, quindi una sorta di richiamo, il comandante della nave a non entrare oppure a non uscire. Questo è sostanzialmente in linea di massima quello che penso. Poi è chiaro che si può graduare l'intensità dell'intervento dell'autorità in relazione all'intensità del fenomeno meteorologico previsto e si può pensare che quanto possibile compatibilmente con le caratteristiche strutturali del tipo delle navi di utilizzare invece i canali di buca di porto di Palamocco e i canali che possono essere navigati da quella parte, oppure ancora meglio far approdare le navi da crociera proprio a pioggia. Ciò che consentirebbe in realtà di far visitare ai turisti la città di Venezia in modo, per così dire, più diretto, e quindi ciò che comporterebbe sicuramente anche una maggiore ritorno economico per la città, oltre che per la città. Questo è in sintesi estrema quello che mi sentivo di dire. A un riguardo io sto preparando una mozione per appunto invitare il governo a prendere provvedimenti. Ecco, comandante, io la ringrazio. Rimane il fatto che noi in verità, proprio noi di Chioggia, non siamo molto d'accordo sul fatto che le grandi navi debbano venire a Chioggia, perché la laguna è sempre la laguna e addirittura la laguna sud ha una, ambientalmente parlando, è ancora più delicata, come posso dire, di quanto magari può essere la laguna nord. Adesso non è che voglio spostare le navi alla laguna nord, però cioè, secondo noi le grandi navi non dovrebbero essere per niente in laguna. Comunque, anche visto poi gli incidenti che sono successi a Venezia, se vogliamo, che sono successi a Giglio, se vogliamo, per tutta questa gente che vuol fare vedere semplicemente che non viene né per apprezzare la cultura o la natura e la personalità della città e dei cittadini, ma vuole solo fare così una carrellata, giustamente come dice lei, si compra un pacchetto unico dove ti danno pranzo, colazione, cena e campanile di San Marco visto da diverse... comunque, comandante, io la ringrazio moltissimo per la sua disponibilità, ci ha fatto piacere sentire anche il suo parere e ci sentiamo magari alla prossima, va bene? Grazie a voi. La ringrazio, buonasera.